Laura, il tuo profilo è stato uno di quelli scelti dai giornalisti, quindi per te cos'è l'essere amazzone? Essere guerriera, tanto guerriera. Sono stata messa sotto alla prova per tanti anni, ho subito tanto e se non ero guerriera e non ero un amazzone non mi trovavo qui a risalire in sulchi, a rivivere con le mie figlie, a vivere, a sopravvivere, a rivivere queste emozioni che si provano soltanto salendo sopra il sulchi e soltanto quando tu stai vicino ai cavalli, quando tu lotti dalla mattina alla sera, non per la sopravvivenza ma per la tua salute, la tua famiglia, per tutto. E poi ragazzi, i cavalli sono cavalli, basta, non ho più nulla da aggiungere, sono la meraviglia, sono il sorriso, la pace, sono i nostri psicologi, sono i nostri amici, sono i nostri, non lo so, sono tutto, sono tutto. Dopo le mie figlie esistono solo i cavalli, ragazzi, e basta.